Il Sochic si presenta con un'anima sarda perché è un cannonau vinificato rosé della zona di Capoferrato esattamente, e praticamente si posiziona nel mercato sardo perché questo anno di vita di questo progetto sta riscuotendo, insomma, un riscontro da un punto di vista sia del pubblico che dagli operatori del settore. Devo dire che siamo felicissimi perché prima siamo stati accolti molto bene da tutti, hanno capito che non siamo venuti con arroganza, diciamo noi sappiamo le cose, no, noi siamo venuti, abbiamo lavorato con un enologo sardo bravissimo, con veramente i viticoltori della zona di Castiadas, che è una zona veramente meravigliosa, dove c'è un potenziale enorme. Sai che questa zona ha una storia molto particolare perché durante più o meno 400 anni c'era nessuno e c'è stata questa colonia penale agricola, la più grande d'Italia in 1875 fino al 1956, dove hanno bonificato tutti questi prigionieri, più o meno 30.000 prigionieri, sono venuti e hanno bonificato la zona che era un inferno e che è diventato il paradiso per la vigna, ma non solamente per la vigna, anche per i turisti, perché c'era la malaria prima, hanno eradicato la malaria, poi hanno piantato la vigna e la vigna di Cannonau è una cosa fantastica e dunque abbiamo lì un tesoro della natura, un regalo della natura che si chiama il Cannonau, perché il Cannonau, lo sai, è il più vecchio anziano vitigno del Mediterraneo, 3200 anni fa, ma anche è quello che ha creato il Grenache, perché è il padre, il gran padre, il nonno come vuoi del Grenache, che oggi fa 20% delle vigne nel mondo. Il Grenache du Monde è uno dei composti enologici più importanti. Esatto, esatto. E io dico sempre, attenzione che con il riscaldamento, il global warming, ci sono tantissimi vitigni che non vanno a resistere. Allora il Cannonau lui dice, beh, va bene, tranquillo, io il caldo l'ho avuto, poco acqua l'ho avuto sempre, perché se tu resisti qui con il calore, con il poco di pioggia, con il clima, allora puoi resistere. Dunque è il vitigno del futuro. Dunque abbiamo nella bottiglia di Sochic veramente l'uva perfetta per il global warming e per il futuro. Jean-Paul, lei non ha pensato neanche per un attimo, appena avuto questo colpo di fulmine con Isabelle, vi siete messi subito al lavoro? No, non è un lavoro, è un piacere. Diciamo, è un lavoro molto serio fare un vino, ma anche una passione. Dunque, poi incontri delle persone meravigliose che sono i viticoltori, che sono gli operai che lavorano la vigna, che è un mestiere duro, attenzione. Puoi immaginare trattare una vigna con questo calore, dunque sono persone meravigliose, abbiamo questa opportunità di lavorare con i sardi che ci hanno accolti molto bene. Dice, beh, voi francesi sapete fare il vino rosé, ricordi che il vino rosé, i francesi sono numero uno mondiali, okay? 40% del mercato mondiale sono i vini di Provence. Solamente nella piccola Provence, 270 km quadrati, ci sono 654 aziende di vino rosé solamente, dunque potete pensare al potenziale che abbiamo qui di fare un grande rosé internazionale, ma sardo. La mia intenzione e quella di Isabelle è di andare in concorrenza contro i vini di Provence, e questa è l'idea. Diciamo, noi francesi con i sardi andiamo a combattere a suon di calici. Allora, aspetta, che noi siamo una zanzara rosa, ma sai che una zanzara ti può dare molto fastidio, anche se è piccolina. Una nota anche se è piccola, come diceva il Dalai Lama, se tu pensi che tu sei troppo piccolo, ok? Pensi alla zanzara che è nella tua camera alla notte e vedi il potere di una zanzara. Potenziale di una zanzara. Dunque siamo una zanzara rosa.